qualche domanda? Siamo qui al convegno Autonomia Speciale e Federalismo Fiscale, la capacità fiscale della Regione Siciliana. Siamo qua con l'avvocato La Rosa. Allora, questo convegno, avvocato La Rosa. Ma innanzitutto dobbiamo rimarcare il fatto che nonostante come Comitato Attuazione del Statuto Siciliano avessimo chiesto di intervenire a questo dibattito per poter dire ed esprimere la nostra opinione, non ci sia stata data questa opportunità, perché quello che è stato detto oggi è esattamente tutto l'opposto di quello che è il nostro pensiero. Noi sappiamo che lo Statuto siciliano ha una potestà tributaria esclusiva, una potestà tributaria pari a quella di uno Stato sovrano e indipendente. L'articolo 36 dello Statuto stabilisce per la Regione siciliana una potestà tributaria autonoma e in questo convegno non è stato fatto assolutamente cenno a questa possibilità prevista dallo Statuto siciliano. La possibilità di avere una potestà tributaria autonoma significa che la Regione siciliana da 64 anni avrebbe potuto stabilire una tassazione differenziata rispetto al resto del territorio nazionale. Avrebbe potuto avere un'IRPEF siciliana diversa dall'IRPEF nazionale, una IRPEG, ora IRE, IRES, siciliana diversa dalla tassa per le aziende, nazionali, quindi in parole povere avrebbe messo in atto quella fiscalità di vantaggio che avrebbe consentito una maggiore competitività alle nostre imprese. Questo oggi non è stato detto ed è una grande omissione, perché ci si è allontanati da quella che è la realtà, le possibilità, le potenzialità enormi che ha lo Statuto siciliano. Non si è parlato neanche dell'articolo 37. Abbiamo parlato anche di accise, parlato di accise sul petrolio. E allora, una cosa che non è stata detta, in questo convegno si è Anzi, parlato... mi perdoni, c'è stata una professoressa che ha detto che si tratta di 1 miliardo di... In questo convegno si è parlato, autonomia speciale e federalismo fiscale, non è stato affrontato il problema dell'autonomia speciale. Si è parlato solamente di tagliare le spese. Vero è che in Sicilia le spese sono state veicolate verso spese parassitarie, questo è vero, ma non si è parlato della capacità che ha la Regione siciliana non di avere le entrate che ha, ma di raddoppiare se non triplicare le entrate, perché le entrate tributarie, le entrate fiscali che deriverebbero dal fare pagare le tasse agli stabilimenti petroliferi che operano in Sicilia, che inquinano la Sicilia, che procurano morte ai siciliani con i loro maleodoranti fumi, porterebbero nelle casse della Regione siciliana svariati miliardi che supererebbero di gran lunga quello che è il bilancio regionale. Quindi se il bilancio regionale è inferiore a 30 miliardi, noi per difetto riteniamo che gli stabilimenti petroliferi, e sono 5 le raffinerie in Sicilia, che non raffinano soltanto il petrolio siciliano, ma raffinano anche il petrolio che viene da altri paesi. Iran, Iraq e Kuwait. Iraq 40 milioni di tonnellate. Esattamente, quindi pensiamo a questo enorme gettito di denaro che finanzierebbe la regione siciliana, che sarebbe di gran lunga superiore a quello che è il bilancio regionale e che praticamente eviterebbe alla regione la triste politica delle elemosine. La Sicilia è una terra ricca, non ha bisogno di elemosine. Se siamo ridotti a uno stato di elemosine è perché non siamo rappresentati. La classe politica in Sicilia è inesistente, in tutto l'arco costituzionale in essa rappresentato. La Sicilia potrebbe vivere di solo petrolio, ma sappiamo benissimo che la Sicilia non è solo petrolio, però questa della rapina del petrolio è una grande omissione che anche in questa sede è stata fatta, perché non se ne è parlato completamente. Anzi, con dati contrastanti, notevolmente contrastanti. Da 1 a 8 miliardi hanno valutato. Il federalismo fiscale della Lega è un federalismo fiscale pericoloso. Innanzitutto perché è un paese che mina la unità nazionale. All'articolo 1 la Lega prevede il riconoscimento internazionale della Padania come Repubblica Federale indipendente, di questo non si è fatto cenno, e poi questo federalismo fiscale nazionale che è partorito dalla Lega, mira soltanto a un obiettivo: rendere più ricche
le zone già ricche del paese, rendere più povere le zone già povere del paese. Quindi è un federalismo fiscale ad uso e consumo della Padania e che sicuramente la Sicilia ne terrà soltanto danno, nonostante attraverso la leva degli articoli 36 e 37 dello Statuto siciliano abbia la possibilità di avere un'indipendenza economica che la tragga fuori da questo gioco veramente di questo gioco veramente diabolico che è perpetrato dalla Lega Nord, che oggi purtroppo è l'ago della bilancia della politica nazionale e a cui tutti gli interventi di oggi hanno fatto quasi da spalla, quasi come se la Sicilia, il popolo siciliano fosse un popolo povero, la Sicilia fosse una terra povera e l'unico obiettivo è solamente quello di chiedere l'elemosina, quando invece da questo gioco perverso possiamo benissimo starcene fuori. Viva la Sicilia!